Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Fermate 2 donne a Catania, sarebbero state loro a lanciare le benzine e poi a dare fuoco a una ragazza di 26 anni. Dietro l'aggressione, la lite tra 2 adolescenti per un fidanzatino conteso. Il degrado dietro l'aeroporto di Catania, un tratto di strada di notte non illuminato e una discarica a cielo aperto. Estate infinita in Sicilia, con le spiagge ancora affollate. Per il sindacato dei balneari posticipare la chiusura delle strutture a costi troppo alti. In ricordo di Nicholas Green, il bimbo americano ucciso 30 anni fa per errore, i cui organi sono stati donati. I genitori del piccolo sono tornati a Messina. Gli aquiloni colorano il cielo dello stretto di Messina. Appassionati di tutta Italia si sono dati appuntamento per la 6ª edizione del festival. San Michele Arcangelo, patrono della polizia, a Catania messa solenne, consegna di attestati al personale e stand espositivi. Oltre 8.000 alla Villa Bellini di Catania per il concerto tributo a Franco Battiato. A interpretare i suoi indimenticabili successi artisti come Arisa, Gualazzi, Colapesce e Di Martino. Bentrovati. Ci sono 2 fermi per la rissa tra famiglie avvenuta a Catania e culminata con il ferimento di una 26enne a cui è stato dato fuoco per strada. 2 donne sono accusate di tentato omicidio. La spedizione punitiva è nata per un fidanzatino conteso tra 2 ragazzine di 12 anni. Emanuela Corsi. Sono 2 le donne ritenute responsabili dell'aggressione della 26enne ustionata in via Capuana al culmine di una rissa tra 2 famiglie. È l'esito delle indagini condotte dalla squadra mobile del capoluogo etneo che ha fermato le 2 catanesi con l'accusa di tentato omicidio. Non sono state delle indagini facili, come non sono mai delle indagini facili in determinati contesti, ma grazie alle altissime qualità professionali dei nostri investigatori siamo riusciti ad arrivare a capo a questa vicenda. Queste vicende così tristi sono il risultato di una educazione assolutamente insufficiente che questi ragazzi ricevono sin dalla più tenera età, ma è prima che si deve intervenire. Al centro dell'aggressione avvenuta giovedì pomeriggio c'è proprio una lite nata tra 2 dodicenni che si contendevano un fidanzatino. Una lite salita di tono con insulti tra le 2 minorenni che sono cresciuti di livello fino a diventare delle vere e proprie minacce. Poi la volontà di un confronto non solo telefonico che è degenerato in una vera e propria faida tra le famiglie, entrambe vicine agli ambienti criminali di Catania. All'appuntamento chiarificatore sotto casa di una delle minorenni, una delle 2 donne fermate ha gettato della benzina addosso alla 26enne che per caso si trovava dai parenti e che forse aveva tentato di smorzare i toni. La giovane ha riportato ustioni sul 20% del corpo, in particolare al volto, al collo, alle braccia e al torace. Nel tentativo di soccorrere la vittima, una familiare si è ustionata ad un braccio. La vittima è ancora ricoverata all'ospedale Cannizzaro in terapia intensiva. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri responsabili. E adesso sempre a Catania vi mostriamo le scene di degrado a ridosso dell'aeroporto, un tratto al buio della strada provinciale 53 che si è trasformato in una specie di pattumiera a cielo aperto. Tante le segnalazioni che sono arrivate alla nostra redazione. Tonino Denamana. Lo avevamo denunciato a giugno ed avevamo girato la segnalazione al sindaco Trantino, ospite studio, mostrando le condizioni di degrado ai margini della SP53, in questo caso di pertinenza della città metropolitana di Catania. Cambiano gli enti, non la sostanza, con la via San Giuseppe l'Arena ridotta ad una pattumiera a cielo aperto. Da queste parti, senza controlli e senza illuminazione, fermarsi e scaricare rifiuti è un gioco da ragazzi, tanto nessuno mai verrà sanzionato. Così, oltre agli immancabili sacchetti della spazzatura, in questo lembo di strada a ridosso dell'aeroporto si trovano scarti edili, pneumatici, poltrone, divani di varie colorazioni ed Eternit che disperde nell'aria le temute fibre d'amianto altamente cancerogene. Sono tanti messaggi arrivati alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005, immagini mortificanti per disperate richieste di intervento che ci hanno indotto a tornare per sollecitare un'azione concreta degli organi competenti. Per dover
dovere di cronaca, nei mesi scorsi è stata effettuata una maxi operazione di bonifica, resa vana però dai soliti incivili che in pochi giorni hanno riversato altre tonnellate di rifiuti. I cartelli suonano come una beffa perché le telecamere di fatto non ci sono e il buio è fedele alleato di zozzoni e svuotacantine che arrivano, scaricano e se ne vanno. E la mancanza di illuminazione rappresenta un serio pericolo agli incroci, come denunciano da mesi i nostri telespettatori. Ditemi voi se qui si capisce che c'è un incrocio. Pazzesco. Intervenire è d'obbligo prima che ci scappi il morto. Siamo quasi ad ottobre, ma le belle giornate, il sole caldo spingono tante persone ad affollare le spiagge. Si parla sempre di posticipare la chiusura delle strutture balneari, ma per gli stabilimenti i costi sarebbero, ci spiegano, troppo alti. Francesco Aloi. Siamo quasi a ottobre o a giugno? Quasi a ottobre. Però c'è un sole fantastico. Fenomenale. L'estate è finita da qualche giorno, ma soltanto sul calendario. In Sicilia la bella stagione non va mai in vacanza. Lei ha appena fatto il bagno, l'acqua? L'acqua caldissima, rinfrescante, tutto a posto. Ancora sempre possiamo continuare ad andare a mare. Qui siamo a Siracusa, a 2 passi da Ortigia. Io ogni anno, anche a novembre vengo, se il tempo è buono. Dal mare alle vie del centro sembra di essere in estate, al nord in felpa, al sud in pantaloncini e canottiera. Qualcuno vorrebbe che gli stabilimenti balneari allungassero il periodo di apertura, ma i costi sarebbero troppo alti. Una struttura balneare ha dei costi decisamente alti e si mantengono per tutta la settimana, non si limitano solo ai weekend, nei quali a volte il cattivo tempo impedisce all'utenza di godere dei servizi offerti dalle strutture. Da domani ancora alta pressione e temperature che entro metà settimana dovrebbero raggiungere i 30 gradi. Messina ricorda Nicholas Green, il bimbo americano ucciso per errore 30 anni fa, pensate, e che con il gesto dei genitori di donare gli organi ha commosso l'Italia. Reginald e Margaret Green oggi sono tornati a Messina per sensibilizzare sulla donazione degli organi. Francesco Triolo. Sono trascorsi 30 anni dalla morte di Nicholas Green, il bimbo americano divenuto un simbolo della cultura della donazione degli organi. Era il 29 settembre del 1994 quando 2 banditi scambiarono l'auto dei Green per quella di un gioielliere e la crivellarono di colpi, colpendo Nicholas che dormiva sul sedile posteriore. Oggi il padre e la madre sono stati nuovamente a Messina e nell'ospedale che accolse il bimbo, dove purtroppo morì il 1 ottobre dopo aver donato tutti i suoi organi, come testimonial della terza conferenza internazionale Donarte, organizzata dall'unità di anestesia e rianimazione del Policlinico con l'Università di Messina. Una presenza che vuole alimentare la cultura della donazione degli organi come atto di grande responsabilità. Molto particolare, molto bello che per essere riusciti in Italia a trasformare un insensato gesto di violenza e di dolore in qualcosa che poi ha portato speranza a tutti. Alla conferenza erano presenti anche alcune delle persone che hanno ricevuto gli organi di Nicholas e che oggi continuano a vivere grazie a lui. Reginald e Margaret Green hanno poi voluto visitare la cattedrale di Messina, il tesoro del Duomo. 31 piccoli pazienti africani sono stati operati dai cardiochirurghi del San Vincenzo di Taormina. Si è conclusa la missione sanitaria in Zambia che rinsalda la solidarietà con l'ospedale dei bambini. Giusy Lazzara. Si è conclusa la missione del cuore, simbolo di amicizia e solidarietà tra l'Italia e lo Zambia. Nel centro il National Heart Center di Lusaka. 31 piccoli pazienti sono stati operati dai chirurghi del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. I bambini hanno superato un intervento di cardiochirurgia pediatrica per una cardiopatia congenita complessa. 14 di questi hanno ricevuto per la prima volta nel paese un intervento correttivo con una procedura di cardiologia interventistica. Questo risultato dopo di anni di lavoro e cooperazione con i medici zambiani e il volontariato del personale sanitario di diverse strutture ospedaliere italiane. Solo alcuni bambini si trovano ancora in ospedale, ma verranno dimessi nei prossimi giorni.
Un incendio è divampato in una palazzina di 4 piani a Casteldaccia, a Palermo, in via Paglieruole. Sono almeno 4 le persone che hanno avuto bisogno delle cure mediche. Il rogo ha creato danni agli appartamenti che sono stati resi inagibili. Le fiamme hanno distrutto anche una vasta zona di macchia mediterranea nel vallone Morabito a Calatabbiano, in provincia di Messina. Intervenuti 3 elicotteri e un Canadair al lavoro per tutta la mattinata. L'area interessata dal fuoco è ricoperta da ulivi secolari e querce. A Capo Peloro, sullo stretto di Messina, il cielo si anima e si colora con il Festival degli Aquiloni. Sentiamo Francesco Triolo. 2 giorni di vento e divertimento, la 6ª edizione del Festival degli Aquiloni a Messina, nello splendido scenario di Capo Peloro, proprio sotto il pilone, ha coinvolto tutti, bambini ed adulti, per 2 giorni all'insegna dello stare insieme. Tante le famiglie che hanno partecipato tirando i figli degli aquiloni ed unendosi ai circa 50 aquilonisti professionisti arrivati da tutta Italia e quest'anno anche dall'estero, da Malta. Nonostante le nuvole, una parentesi piovosa, ieri sera anche l'emozione del volo notturno proprio degli aquilonisti professionisti. Arrivano da Foligno, Trento, Bologna, ma anche dalla Sicilia, da San Vito Lo Capo, Palermo, Catania. Sono arrivati per colorare il cielo dello stretto. Ancora una volta la partecipazione a questo evento totalmente no profit, organizzato dalla Proloco di Capo Peloro, è stato da grandi numeri, con tante proposte e con la partecipazione ai laboratori di aquiloni dedicati ai più piccoli, un'attenzione in più proprio per i piccolini, un successo che testimonia come questa edizione può veramente diventare il prologo per far diventare, per realizzare a Messina un evento più grande che coinvolga tutta la costa e che faccia diventare la città dello stretto, la città del vento. Breve pausa, poi parleremo della festa di San Michele Arcangelo e del tributo a Battiato avvenuto a Catania. A tra pochissimo. San Michele Arcangelo, patrono della polizia, a Catania, messa solenne presieduta da Monsignor Luigi Renna, poi la consegna di attestati al personale e stand espositivi in piazza Manganelli. È andato per noi Tonino De Mana. La Santa Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo ai Minoriti, un momento di aggregazione al Teatro San Giorgi e il Family Day. Anche quest'anno la polizia ha celebrato San Michele Arcangelo, suo santo patrono. A Catania le celebrazioni sono iniziate con la messa solenne presieduta dall'arcivescovo Monsignor Luigi Renna, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. In prima fila il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ed il questore Giuseppe Bellassai. La funzione religiosa è stata animata dal coro dell'Associazione Nazionale della Polizia. Nel corso della manifestazione il questore ha consegnato riconoscimenti al personale in servizio che si è distinto in brillanti operazioni di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico. Consegnate anche medaglie di commiato al personale, recentemente collocate in quiescenza. Tanti cittadini e turisti sono stati attratti dai poliziotti a cavallo, oggetto di foto e attenzioni in via Etnea. In piazza Manganelli sono stati allestiti stand espositivi con attrezzature e strumentazioni del nucleo artificieri e della polizia scientifica. Immancabile l'unità cinofila, vanto della Polizia di Stato. E adesso musica, oltre 8.000 persone hanno riempito la Villa Bellini di Catania per il concerto tributo a Franco Battiato, che ha visto alternarsi sul palco nomi come Arisa, Rafael Guaelazzi, Colapesce Di Martino, Chiara Galiazzo. Sentiamo Eva Spampinato. La Villa Bellini di Catania ieri sera si è trasformata in un centro di gravità permanente, con l'omaggio a Franco Battiato da parte di 5 grandi artisti del panorama nazionale. Permanente ma anche dinamico, no? Niente di più di quello che
un musicista possa chiedere, insomma, contaminarsi proprio nella conoscenza di questo maestro e di tutta la bellissima musica, le bellissime canzoni che ha lasciato. Le voci di Arisa, Colapesce Di Martino, Rafael Gualazzi, Chiara Galiazzo hanno interpretato i più grandi successi del maestro siciliano che ha consegnato al mondo un testamento poetico universale. Una musica immortale, esattamente. Un repertorio eterno ormai quello di Battiato, si adatta sempre, non passa mai di moda. È il più internazionale degli artisti siciliani. L'evento era gratuito e il pubblico ha risposto numeroso. Oltre 8.000 persone hanno riempito gli spazi della Villa Bellini in modo ordinato e composto per seguire la serata condotta da Serena Auteri. Ricordo personale sono i pizzoccheri nella cucina di casa sua. Non abbiamo mai parlato di musica, mi ha detto di non chiamarlo maestro e mi ha fatto una serie di battute che mi hanno fatto molto ridere, devo dire. Era poco maestro e più uomo, ecco. Una cosa che si dice poco di Battiato era la sua grande ironia, e invece ha un'ironia molto acuta e tagliente. Un umorismo intelligente, una grande voglia di vivere e di intrattenere sempre. Poi la sua grande musica, vabbè, quella è una cosa incredibile, sia per suggestioni e sia per grande cultura anche religiosa, spirituale, un grande, proprio un grande. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sfiderà fuori casa il Sud Tirol. Rosanero vogliono cancellare la brutta figura del Maradona con il Napoli in Coppa Italia. Marco Gullà. Testa al Sud Tirol e dimenticare Napoli, il Palermo si concentra verso la sfida di domani a Bolzano delle 19:30, una partita che rappresenta un nuovo esame di maturità per la squadra rosanero, strapazzata dal Napoli in Coppa Italia giovedì scorso. Dionisi chiede ai suoi una prova gagliarda, di cuore, di testa. Andare oltre un episodio e... Già nell'ultima partita ci sono stati, ma come è normale che sia, solo che si tende più a soffermarsi sugli episodi negativi e meno su quelli positivi, perché è la natura umana questa e fa parte anche quindi di tutte le squadre e noi dobbiamo andarci sopra. Poi sappiamo che dentro la partita può succedere di tutto, ma non possiamo farci spostare dagli eventi, dobbiamo incidere sugli eventi, ripeto, dando più continuità possibile. E la continuità passa proprio dal match di domani. Rosanero, che non possono permettersi ulteriori passi falsi, tornano tutti i titolari in porta de planche, così come Diachité a destra. Sulla sinistra potrebbe essere confermato Lund, mentre accanto a Nicolau c'è un ballottaggio aperto tra Ceccaroni, Lucioni e Banica. A centrocampo sono sicuri del posto Segre e Gomez, mentre il dubbio riguarda il posto da mezzala a sinistra. Ranocchia va verso la conferma dal primo minuto, nonostante il corposo impiego a Napoli. Saric e Vasic non danno garanzie. In attacco Dionisi deve scegliere tra Henry e Brunori, col francese in vantaggio nel ballottaggio. Trasferta difficile per il Messina, impegnato a Picerno dopo il pareggio contro il Latina. Assente l'infortunato Salvo. Il servizio è di Sergio Colosi. Da Latina a Picerno c'è un altro tabù da sfatare. Dopo il primo punto e il primo gol in trasferta, il Messina spera di mantenere la porta imbattuta, dopo aver incassato almeno una rete a partita. L'occasione però non sembra particolarmente propizia. Noi dobbiamo dare continuità, noi dobbiamo essere bravi a pensare a quello che è il nostro modo di interpretare la gara in questo caso e soprattutto interpretare quello che sarà il campionato nostro. Dobbiamo essere sbarazzini al punto giusto, rispettando sempre tutti e avendo la consapevolezza che possiamo anche dare fastidio a tante squadre. Picerno, Benevento, Trapani, Monopoli e Avellino. Il ciclo è di quelli che possono lasciare il segno. Contro il Picerno dell'ex Domenico Franco, mai un successo giallorosso nei 3 precedenti. Possibile il ritorno al 4-2-3-1 con Lì al posto di Salvo infortunato. Anatriello dall'inizio con Cominetti in panchina. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona domenica, buona serata.